dei fiumi si creano le grotte, perché l'acqua scava. Bene, dopo che si è scavata una grotta, a questo punto bisogna, diciamo, abbellirla. E per questo ci pensa invece l'acqua della pioggia. Cosa succede? L'acqua della pioggia, come l'acqua dei fiumi, attraversa la roccia calcarea, con la reazione chimica scioglie il carbonato di calcio. Quest'acqua arriva in grotta piena di carbonato di calcio. Cosa succede? A questo punto la goccia d'acqua che è arrivata in grotta, l'acqua evapora, il carbonato di calcio si cristallizza e diventa duro come la roccia e dà origine a tutte queste forme che vediamo intorno a noi. Se vi voltate, avete un bellissimo anfiteatro alle vostre spalle, avete una spaccatura nella parete che ci permette di vedere bene scendere le stalattiti. Ecco, le stalattiti, vedete, hanno una forma a cono. Ecco, questa, se qualcuno ha già visto una grotta, sicuramente le riconoscerà, e chi andrà a vederne altre scoprirà che le stalattiti hanno in tutte le grotte al mondo questa forma. Perché? Perché nel vuoto la goccia d'acqua non può che costruire questa immagine. Poi a un certo punto la goccia d'acqua si stacca, cade a terra, quella che ovviamente non è evaporata, e depositerà quel carbonato di calcio a terra, quindi darà origine alle stalagmiti a questo punto, e qui cominciano le differenze. Infatti, se voi guardate le stalagmiti vicino alla parete, le vedete con la punta arrotondata, hanno un aspetto che ricorda molto quei giochi che facciamo con la sabbia bagnata, no? Con le torrette, ecco. Però sicuramente sia strada facendo e adesso avete visto che la forma però predominante o ripetitiva, come dir si voglia, delle stalagmiti è completamente diversa. Sono a strati e tutte perfettamente piatte in cima, come se qualcuno le avesse tagliate. No, pensate, questo è in grado di farlo l'acqua, soltanto che la goccia d'acqua cade da un soffitto molto alto. Allora cosa succede? L'acqua cadendo prende velocità, l'impatto è fortissimo, la goccia d'acqua si schiaccia e si allarga, e così origina queste forme che vengono chiamate a fila di fiamme.